Bella raga, ciao a tutti, dal Comandone Veneziano, siamo qui per continuare la carriera, siamo con i Vancouver Grizzlies e il prossimo anno ragazzi, io sono già gasato perché nel draft 96, uno dei più incredibili, ci sarà anche lui, Marchetto Comandone Veneziano e si gode. Vai. Pacers ricevono Terry Smith, Knicks, Christie and Johnson. Ma io sono sempre d'accordo. Sono d'accordo, Beb, sono d'accordo. Ok, vediamo. Stare molto attenti, chiaramente, Fiori, ad arrivare ai playoff il primo anno sarà dura, io ve lo dico, però non si sa mai. Questa è anche la prima in casa, stiamo prendendo i bomboni purtroppo, perdiamo male. Contro la mia ex squadra, contro i Suns. Ci vuole tempo, raga, ci vuole tempo. 7 punti di svantaggio. Cazzo, Perdiamo anche questa, ragazzi. Dobbiamo stare attenti, non possiamo perderle tutte, però è chiaro che il primo anno ci può stare, non c'è ancora l'affiatamento necessario. Però arrivare fuori dai playoff vuol dire avere anche una bella scelta al draft, quindi per carità di Dio. 10, 109, 9 di svantaggio. Proviamo a giocarla, ragazzi. In caso che ci vediamo anche, bellissimo il campo contro i Seattle con la maglia meravigliosa. Ciao. Vai. Bisogna un po' invertire la rotta, raga. No, fallo inesistente. Ricky Pierce. 2 su 2 purtroppo di Pearce. Vai Vokes. Ragazzi, qua serve veramente il miglior pick and cube. Reeves. Ancora per Vokes. Reeves. Oh yes. Raga, bisogna vincere, non possiamo perderle tutte. Io capisco che ci vorrà tempo perché Vancouver possa veramente tornare, cioè diventare una grande squadra, però porca troia. Tripla pesante. Tripla pesantissima purtroppo. Box Reeves è la coppia vincente, ragazzi, però. Gary Payton, the glove. E finalmente arriva un errore. No. Box. È Box il leader. Thunder Dan. Dan. Non ci credo, era buona questa, non ci voglio credere. Ai ai ai. E vabbè, questi li mettono tutti. Pierce Show. Box. Sì. Sembra che c'è almeno 4, ragazzi. 2 triple consecutive di Seattle. Vancouver purtroppo in difficoltà. Questi mettono tutto purtroppo. Sarà dura, ragazzi, sarà durissima. Cosa fa Box? Non può entrare così. Non è il sindaco Johnson. Non è KJ. Primo errore. Secondo lo mette, ma le possibilità di vittoria sono piccole adesso. Thunder Dan, sì! Solo rete!
Il problema è che manca poco, abbiamo 4 punti di svantaggio. Non ci credo. Vabbè, però se perde il rimbalzo anche Rodman, in verità Sean Kemp è fortissimo. Maxwell. Bisogna sfruttare Thunder. E ancora 2 triple consecutive. Mamma mia, Thunder Dan è scioccante. Proviamoci, raga, proviamoci. Un'impresa disperata, da solo Barros, gol. No, invece la sbaglia. Ancora Meyerly. No. Porca. Però è nostra, però è nostra. E qua ci vede lo zampino di Rodman. No, no! Me l'ha fatta perdere apposta, incredibile. Incredibile. Inaccettabile sto errore. Che ripeto alla mente. Alta sconfitta si prospetta per i Vancouver. Maier ha fatto il possibile. Abbiamo purtroppo una squadra corta, pochi giocatori forti, è normale. C'è bisogno di tempo. Meyerly. Il blocco, zio Ken. Non lo so. Sì! Mamma mia, 3 triple su 4 tiri, ragazzi. Ci sta salvando Thunder Dan, ma è caldissimo Thunder. Chiaramente fallo di Kerr. Almeno uno sbaglio, ti prego. Purtroppo la mette. Pierce nel 2 su 2. 2 su 2 di Pierce è praticamente finita. Non siamo neanche fortunati, però. Finita. Altra sconfitta, purtroppo. No, aspetta, perché... Ai ai ai. 30 punti di Reeves, 23 di match. Abbiamo fatto anche il nostro, ma non basta, non basta. Purtroppo non basta. 1-4, situazione non semplicissima. Anche San Antonio, madonna, San Antonio vola, purtroppo. Sì, si vince anche San Antonio vince. Situazione non semplice, ma andiamo avanti. Siamo contro Utah. 98, siamo in vantaggio, attenzione. Attenzione. 10 di vantaggio. Teniamo duro, ragazzi, portiamola a casa, portiamola a casa. E arriva la vittoria. Comunque serve la vittoria, ragazzi, per dare anche morale. Sistema roster manualmente. Vabbè, qua... Mamma mia, vabbè, prendiamo questo. Bello. Grazie. Prendiamo anche questo, tanto per averne uno in più. Ok.
Lasciamoli qua, guarda che ecco questo magari. Ecco, diamogli un minuto. Vai, siamo in casa contro i Rockets. Mamma mia, Felice è dura. Anche qua stiamo prendendo le bombe. No, stiamo recuperando però. Attention, please. Voglio la prima vittoria in casa, cazzo, la voglio. Seguiamo perché entriamo in corsa, 97. Mamma mia, che partita. Ok, proviamo a giocarcela noi. Voglio la prima vittoria, che ho trovato una maglia stupenda di Houston. Box. Kerr. Kerr, aia. La sputa il ferro, male, male, male. Ma Kerr forse la prende. Bravissimo. Kerr. No, non può salvarsela così, però da solo. Deve essere il colpo del KO. Invece sbagliamo. Bravo Dennis, dai. Chapman. Box. Box. Solo rete. Grandissimo Rodman. Se vogliamo creare una dinastia con Vancouver dobbiamo fare grandi cose. Chapman bravissimo, ma la tiene Steve Kerr. No, Kerr oggi ha la mano pesantissima, ma ancora Dennis. Mamma, le prende tutte Dennis. Vabbè, bello sto libero. 0 su 2 della linea della carità. Box che prende rimbalzo la vedo dura. Fallo su Box. E il primo va. E anche il secondo. Dai, siamo vicini alla prima vittoria in casa. Dai. Adesso dovrebbe tornare anche Olajuwon. Bella questa azione, bellissima questa azione di Houston. No, brutto sto libero, mamma mia che pesante sto libero, devo mettere il prossimo però. Meno male, dai. Più 5, però si soffre. Mamma mia, li mettono tutti sti qua, 10 secondi. Mamma mia, c'è andata di culo, bisogna mettere almeno 1 su 2 però, Thunder Dan, godo. Molto bene, molto bene. Dai che forse arriva sta fottutissima prima vittoria in casa. No vabbè, ma che culo hanno, dai. Dopo dobbiamo perdere, insomma. Incredibile. Ecco, l'ho anche sbagliato, zio Ken. Dai, 1 su 2, manco male. Però in 5 secondi lo possono fare il canestro. Meno male, si va a vincere. Finalmente, prima vittoria in casa per i Vancouver. Dai, pian pianino, pian pianino.
pian pianino. Non andremo ai playoff, ma almeno, vedi, l'effettamento un po' migliora. Quello, se siamo una squadra nuova, ragazzi, è normale. Siamo contro Milwaukee. La squadra c'è. Con calma possiamo farcela qua. Siamo in un buon vantaggio. Sì. Questa è vinta sicuro, godo. Adesso si va a Detroit. Contro gli ex Bad Boys. Dai che cominciamo a ragionare. Vai che si comincia a ragionare i profitti. Vai che interesse facile per cento. Dai. Allora, Grizzly, no. Io Box non lo do. Cerchiamo di continuare così, raga. Siamo in un buon momento. Buonissimo, oserei dire. Siamo a Houston adesso, attenzione. Qua un bel vantaggio Houston, purtroppo. Sì, questa Houston la porta a casa, ritorna alla sconfitta, ma va bene, ora siamo contro i Timberwolves. Fatto da stress. Contro i Timberwolves. Partita tesa, siamo là ragazzi. Ma la portiamo a casa, godo. Di nuovo contro Houston, che ragazzi Houston comunque ha vinto contro di me, ma sta prendendo le bombe da chiunque. Dai, a fatalità si svegliano contro di noi, perfetto. Non è che ci stiamo avvicinando, però. Vediamo se dobbiamo entrare noi. Dai, -4, dai ragazzi, rimettiamo il muso davanti per pochissimo. Partita tiratissima a Houston. 9-7, 9-9. Vai, andiamo, 101-101, 2:45 al termine. C'è ancora l'arena vecchia, però no, perché? Ecco. Smith's got assist number 9. Wow, what an effort here tonight. Timeout called the Grizzlies. Usually making some changes. Dai. King comes in for Gordon. And Barry subbed in for Smith. The Grizzlies making a switch here. And now the latest from our reporter, David Aldridge. Hey guys, Vancouver's coach got into his team during that timeout. Vai Box. Non perderla, mamma mia. Chapman. Bravissimo, e Reeves la mette. Poi quando entrano le riserve so cazzo. Olajuwon, una bestia, Come si muove Olajuwon è pauroso. Box in faccia, boom. Bravissimo, bravissimo Thunderden. E la perde malissimo, però è pesante questo. Stoppata show, però. Beh, dormita qua di Vancouver. Purtroppo non può fare le penetrazioni, Box è troppo basso. Fa la differenza, ma no.
Vabbè, ma Olajuwon è illegale in 52. Purtroppo. Box. Reeves, Box, veramente la coppia perfetta. I gemelli diversi. Mamma mia, per poco, peccato. 109-109, partitona Houston. E finalmente sbagliano. Thunder Dan. Bravissimo Thunder! Mettiamo il nasino sopra. Bravo Thunder. No. Voglio Kerr. E Rodman. Dai. Non possiamo dormire così. Che dormita, che dormita. 1-1-1 contro 1-1-1. Dai. No, però è l'ultimo tiro, ragazzi. Rodman. Sì. Bravo Dennis, proprio a due dalla fine. E si va a vincere, ragazzi, si va a vincere con l'ultimo tiro di Dennis Rodman. Grande Dennis. Buono, buono. Dai, facciamo belle vittorie. Sarebbe bello arrivare subito in playoff, no? Che è vero che forse perdiamo scelte, no? Non lo so. Ma poi con gli scambi abbiamo modo di fare quello che vogliamo, ragazzi. Ok. Contro Dallas. Qua è chiaro che al 90% la perdiamo. Infatti. Contro Houston, 4-9 Houston, stiamo andando meglio noi. Siamo abbastanza vicini, eh? Giochiamo. Come siamo a minuti? 23 minuti, c'è ancora tempo. Willie Anderson. Primo libero a segno purtroppo. Ok. Box. Chapman. Quanto mi trovo bene con Reeves, ragazzi. Dai, raga. Malone è il postino, ragazzi. Il postino l'ha messa. Box. No, ragazzi, Box prende il tap-in. Ragazzi, entra nella storia sta giocata. Entrerà nella leggenda. Mamma mia, che missile. Brutto missile questo, eh?
Vancouver shooting certainly key for them in this one. 55%. No, Miley, un mattone. Marley no good. No, good no. And it's Anderson with the ball for the Utah Jazz. Takes it inside. Dormita qua, dormita colossale. And close games Questa la get to perdiamo, you. ragazzi. Wow, you cannot allow dunks in close ball games. But as you always say, these easy points will kill you. Absolutely destroy you. Box. Gotta shut them down. Bravo, Reeves. Begins with that pressure on the ball. They need some better effort defensively. Gets his body in position for the tip and then uses it. 2 di vantaggio per Utah, purtroppo. To the middle. Here's Malone. Vabbè. Carmelo, ragazzi. Is how you come through when it matters most. Una bestia, Carmelo. Ice in his veins. Una leggenda, Carmelo. He converts it. Top Bogues. Box da solo, questa... The rebound by sì, con questa è finita. Sì, è finita, dai. È finita. Di uno abbiamo perso. Affancuore, va. Vabbè. È andata. Vediamo contro i Clippers. Siamo vicini. No, dovremmo farcela, dai. Molto bene. Contro i Washington Bullets. E vinciamo anche questa, raga. E si gode. Siamo 10-8, ragazzi. Siamo 10-8. Non stiamo andando per nulla male contro Golden State Warriors. Buono. Qua sarà, mamma mia, ragazzi, che gente che c'è. C'è veramente gente incredibile. E Veneziano sembra il primo della valutazione draft, incredibile, raga, vabbè. Non pensiamoci, ragazzi. Seconda scelta del 96 Hornets. Ma non posso dargli box, purtroppo. Qua la perdiamo, paura. Siamo contro LA. Ok, Pacers, ok. Dai che li massacriamo, dai che li massacriamo. Siamo vicini. Non ci credo, ho perso all'ultimo. Brutta, brutta sconfitta. Perdiamo anche questo. Momento di difficoltà. 11-11. I profitti sono bassi. Quello è il problema che dobbiamo fare su soldi, cazzo. Buona vittoria. Siamo contro i Raptors. 15, le due nuove squadre. Aia, brutta, brutta sconfitta. Dai, siamo proprio una squadra, cioè per essere, rispetto alla realtà, stiamo andando molto bene, però è chiaro che da qui a fare grandi imprese siamo dato dei profitti, si fare anche alto, ma non riusciamo a migliorare i profitti. No. No.
Arriviamo a gennaio. Vittoria proprio all'ultimo secondo, raga. Contro i Timberwolves. Buono. Comunque il 96 secondo me sarà... Allora, Warriors ricevono... Secondo me nel 96 sarà un sconvolgimento dei roster comunque, con tutti i campioni che arrivano. Prevedo qualcosa di grande. Vado là. I Portland stanno leggermente massacrando i Vancouver. Perfetto. Ok. Super Nuggets, signori, Super Nuggets. Stiamo finendo l'anno un po' in difficoltà. Sì. 15-14. Vai con Seattle. Vediamo se riusciamo a vincere magari l'ultima. C'è la prima dell'anno, ecco. Dai, recuperiamo qualcosa. Proviamo a giocare, vediamo. And a moment to look at the scoring Dai. approach in terms of where the points are coming from for Seattle. Sì. I know I'm not the first person that said this, but the heart Bogues plays with Buono. is incredible. He can go up against bigger guys because he's willing to just put in the work and outwork. Ok, Arena, non capisco perché Houston non ha migliorato l'arena. Dopo guardiamo. No, niente, fa impossibile. Cam Payton sono devastanti. La solita giocata funziona sempre però. Sean Kemp scarso, Sean Kemp. Però questi veramente le mettono tutte, Ma pensavo fosse Maierly. Ho sbagliato clamorosamente. No, brutto, brutto. Molto brutto. Che fatica, raga. Rodman non prende rimbalzo, questo è un evento. Bravo. Chapman. Maierly bello. Non lo fa. Niente da fare. Bravi. No, ennesimo errore. Mamma mia, ragazzi. No, non meritiamo certo di vincerla. E il primo entra purtroppo. E anche il secondo. Mamma mia, stiamo sbagliando l'impossibile. Vabbè, ciao, basta. No! Brutta sconfitta. 113-103. Come siamo messi? Raga, assoluto il Cumendone veneziano. Siamo in zona... Vediamo un attimo, scusate, vedete un secondo. Classifica NBA. Siamo fuori di pochissimo dai playoff, insomma. Ce la possiamo ancora giocare. Raga, assoluto il Cumendone veneziano. Ciao!